Una partita importante nel Gran Premio del campionato di Serie C1 tra chi vuole rimettere le marce alte e chi deve ancora invece mettere in moto. Amici di Sportisili, ben trovati da Francesco Camuca qui al Pala Don Bosco di Palermo, di fronte 3M, Palermo e Isola Calcio a 5, terza giornata del campionato di Serie C1, girone A di Futsal Sicilia. Sono tanti giocatori di qualità già in campo in questi primi scampoli di partita. Uno di questi è la Rosa che allarga su Ricotta, indietro, Amici calcia subito e Carlo Amici impone subito la sua legge. 55 secondi sul cronometro della partita, si è già sbloccato il risultato e lo ha sbloccato il 3M, 1-0. Scorsa stagione in Serie C2, nelle ultime due stagioni, a dire la verità. L'angolo battuto per la conclusione, bloccata da Tripoli. Eccolo l'ex Palermo Calcio a 5 che scivola sul parquet, servizio per Ricotta che anticipa Abate, Ricotta! 2-0 3M, esultanza col pollice in bocca per Ricotta che fa 2-0. Due innesti tra gli uomini di movimento, il primo è Montevago, arrivato dopo la scorsa stagione in A2 al Città di Palermo, intanto conclusione di affaticato prima del cambio Parabate. Poi non controlla Mazzola, palla per Tripoli che serve subito Baucina, il quale ha spazio 3 contro 3, Baucina, la Rosa, serie di finte e poi dal nulla vede il varco, lo cerca, lo trova, 3-0, grandissimo gol di Aleandro La Rosa. E allora Tripoli per Calvaruso che ha spazio, 2 contro 2, Calvaruso, arriva Baucina, lo chiama a gran voce Baucina, conclusione alta. Coach Buccheri per l'Isola, ne ha ancora a disposizione uno, Giacomo Mosca per il 3M, La Rosa sull'uscita di Abate, angolo. Qui non passa Lonigro, chiude Montevago. 3:22, debutta in partita Runfolo mentre c'è la palla dentro Giambona. Arriva la rete dell'Isola, all'improvviso dormita su una rimessa laterale, ne approfitta Giambona che firma il 3-1. Baucina incespica, la perde e allora parte Catanese, il tocco è per Giambona, ancora Giambona e 3-2, la doppietta del numero 3 e adesso accorcia ulteriormente le distanze l'Isola. Ma 3M che rischia di veder quasi totalmente dilapidare il suo vantaggio, ma cosa sto dicendo? Ma qui ci pensa Runfolo a rimettere le cose a posto, la bomba nel pivot, subito smentito il sottoscritto, palla del 4-2. Qui ha faticato, prova a scambiare con La Rosa, ancora loro due in possesso, La Rosa mette a sedere il portiere, ci pensa, Stefano ha faticato a fare 5-2, ma qui la caparbietà del tandem in maglia verde confeziona la quinta rete del 3M. Avanza La Rosa, palla dall'altra parte per Ricotta, prende il centro, incespica, riesce a toccare per affaticato, in qualche modo Abate e poi si divora il tap-in del 6-2 Ricotta. Catanese anticipato, poi Ricotta passa e si invola inseguito, ma Ricotta va ed è bravo Abate a metterla in angolo. Ricotta va da solo, poi si affida ancora a Stefano affaticato, autore dell'ultimo gol segnato al 3M. La Rosa contro Giambona, serie di finte, La Rosa, si muove Montevago, ancora La Rosa, si è liberato, colpisce il palo Aleandro La Rosa. Poi corre Monti in 1 contro 1, Monti, Virruso in due tempi. Poi tunnel e allora Montevago, La Rosa prova a divertirsi il 13, palla per Runfolo, dentro La Rosa, Abate, rimane in piedi fino alla fine e tiene il risultato sul 5-2. Qua attenzione perché fa il cambio il 3M mentre gioca l'Isola, Mazzola 2 volte, Virruso 2 volte, angolo. Sembra quasi una battuta. Qui intanto palla dentro la chiusura, Giambona, palo! Il palo di Giambona, un passo dalla tripletta. Virruso lungo, Calvaruso aggancia, spalla alla porta, ci Abate su di lui, serie di finte, ancora Calvaruso! E alla fine non molla, alla fine non demorde Cristian Calvaruso
non nella sua miglior giornata, timbra comunque il cartellino col gol del 6-2. Poi attenzione a Minnone, palla per Sorrentino, Minnone! E c'è gloria anche per Andrea Minnone, entrato nel secondo tempo, decisivo con un salvataggio difensivo e ora firma la 7ª perla del 3M. Sorrentino dopo la scivolata a vuoto di Mazzola, Calvaruso! Doppietta in 2 minuti per Cristian Calvaruso. 8 volante è quello che aspetta il 3M, 8-2. Come giocato? Catanese. Cipolla è andato giù. Mazzola. Tiro libero per l'Isola. Andrà a calciare il tiro libero Salvo Mazzola contro Virruso, che nulla può, la palla entra, 8-3 e trova finalmente il gol Mazzola. Tanto pronti a rientrare Ricotta e Baucina, scivola Minnone, palla per Catanese, Virruso se la prende, ed evita anche l'angolo. Ricotta, La Rosa, palla dall'altra parte Calvaruso, 1 contro 1. Calvaruso se la sposta sul destro, palla fuori. E ha faticato con il possesso, l'ultimo di questa partita, strette di mano, abbracci, finisce qui, il 3M vince, anzi stravince contro l'Isola Calcio 5, finisce 8-3.